Bene, sono le 7, buonasera a tutti, benvenuti, siamo nella nostra sala ONEBU, dopo 2 mesi che questa sala è rimasta chiusa e finalmente riusciamo a riprendere le nostre conferenze nella nostra sala. Naturalmente questo video, che è dedicato ai bronzetti ed è offerto dalla il problema dello schermo, della luminosità. Stiamo ancora facendo delle prove tecniche per valutare se l'immagine è buona. Credo che sia sufficientemente buona. Bisognerebbe mettere il silenzioso nel telefonino, quindi mi sposto un attimino. Ok, allora iniziamo questa videoconferenza sui bronzetti. La bronzistica in Sardegna è un fenomeno artistico che si è svolto tra il IX secolo a.C., quindi nella primissima età del ferro, e il VI secolo a.C., ossia il periodo in cui sono iniziati i conflitti con Cartagine che cercava l'egemonia nel Mediterraneo, quindi con i vari scontri contro Roma, e quindi la bronzistica è andata a terminare, almeno la bronzistica, quella conosciuta come i celebri bronzetti nuragici che vengono conservati nei musei di tutto il mondo. Cercherò di fare un riassunto di come si producono i bronzetti, che cosa sono, chi rappresentano e soprattutto dove sono stati trovati, perché è molto importante cercare di capire appunto se questi bronzetti facevano parte di nuraghi oppure templi oppure villaggi. Bene, la maggior parte sono stati trovati nei templi, quindi nei luoghi sacri, nei pozzi sacri. Vediamo adesso di fare una panoramica di questi bronzetti. Allora, nella foto di copertina ne ho messo 2 fra i più rappresentativi, l'arciere di Sardara e il capotribù. Come potete vedere, adesso qui li vedete in grandissime dimensioni, dovete immaginare però che i bronzetti misurano 15-20 cm, ma ci sono anche dei bronzetti che sono alti al massimo 10 cm e anche meno. Quindi sono delle miniature che sono state realizzate con forme umane. Rappresentano vari personaggi, ma vedremo durante questa serata che le forme sono diverse, quindi vedremo degli animali, vedremo degli edifici e vedremo degli oggetti. Iniziamo subito cercando di capire come si producevano i bronzetti. Allora, il metodo è quello della cera persa, è un sistema di fusione. I bronzetti naturalmente sono una lega di stagno, una parte di stagno e 9 parti di rame. Quindi questa lega che si porta a un punto di fusione intorno ai 1000 gradi diventa liquida, quindi fonde il metallo e attraverso una procedura che adesso vi spiego va a essere prodotto il bronzetto. In questa immagine vedete in alto a sinistra Andrea Loddo, è un archeo-sperimentatore che sta preparando i modelli in cera, perché prima di tutto bisogna, una volta scelto il bronzetto da eseguire, fare un calco in cera che poi andrà rivestito di un guscio, di un miscuglio di terra, il miscuglio di argilla, che deve essere, deve andare a formare un globo che contiene appunto il modellino in cera doppia. Una volta eseguito questo, quindi si prepara il bronzetto in cera, si prepara il guscio tutto intorno e si lascia essiccare, quindi deve indurirsi questa argilla, questa terra che c'è intorno. Fatto questo, si prepara in un crogiuolo il metallo che andrà poi utilizzato per fare la cera persa e si fa riscaldare in modo che sia liquido
al massimo punto possibile, perché durante la gettata la temperatura si abbassa molto rapidamente, quindi se noi arrivassimo a una soglia di 1000-1100 gradi, appena facciamo la colata il bronzo si solidifica e diciamo, la realizzazione non va a buon fine. Quindi diciamo che si può portare fino a 1200-1300 gradi. Nel momento in cui poi il crogiolo, che con il pentolino che contiene il metallo, viene versato laddove c'era il bronzetto in cera, la cera viene vaporizzata all'istante e quindi il metallo scende nella forma e va a riempire tutti gli spazi. Terminato questo procedimento, il guscio viene lasciato raffreddare. Una volta raffreddato si rompe con un martello e con insomma, attrezzi idonei a eliminare tutta la terra, perché è diventata terracotta tutto intorno, e così piano piano fuoriesce il bronzetto. E una volta all'esterno viene lucidato, viene preparato e poi assume le forme che noi conosciamo di bronzetto nuragico. Prima dei nostri bronzetti circolavano per il Mediterraneo dei personaggi, dei bronzetti che hanno un aspetto decisamente diverso al nostro, quello dei nostri, perché sono, come potete notare da questa immagine, dei bronzetti quasi fatti in serie. Sono oggetti preziosi, c'è addirittura un rivestimento in oro, una lamina in oro che li rendeva ancora più belli, ancora più preziosi, ma erano merce di scambio, non erano degli oggetti votivi come poi vedremo che saranno i nostri bronzetti. Però sappiate che circolavano, soprattutto in ambito orientale. Questi bronzetti poi arrivano in tutto il Mediterraneo, ma i sardi decidono di personalizzarli e creano una serie di bronzetti che hanno un aspetto molto particolare. Guardate ad esempio questi volti. In questa immagine, questo è un mosaico di teste di bronzetti che abbiamo eseguito per farvi vedere, per farvi apprezzare le differenze fra tutti i vari volti. Come potete notare ci sono ad esempio dei personaggi che hanno guardate il primo in alto a sinistra, un sombrero, oppure un elmo con le corna corte o con le corna lunghe, oppure guardate questo, ha un copricapo di stile nordafricano, ma ce ne sono anche altri. Qui c'è un altro personaggio, vedete, che ha un berretto con un piumino che fuoriesce e va nella parte anteriore, anche questo, vedete? Ma naturalmente queste teste hanno il loro corpo e anche nel corpo troviamo tantissimi oggetti di vestiario che ci fanno capire che il mondo nuragico era affollato di tanti personaggi diversi fra loro. Ci sono i sacerdoti, ci sono i guerrieri, ci sono dei fedeli, degli offerenti, ci sono delle donne, ma addirittura ci sono degli animali. Ad esempio, guardate, in basso a sinistra c'è addirittura un personaggio femminile seduto a cavalcioni di un bue che sta portando nella mano un oggetto, un'offerta, un po' come quelli che noi vediamo nelle nostre sagre di paese. Qui abbiamo una signora con una cesta sul capo, addirittura al centro vedete un offerente con un capretto sulle spalle, probabilmente un capretto destinato al sacrificio e quindi a una offerta alle divinità che sta per essere eseguita. Ma ci sono anche le madri con i bambini, ci sono i personaggi con il mantello, oppure guardate, un acquaiolo, quindi un personaggio che ci dà tante informazioni. Guardate, ve ne dico due per riassumere. La prima ha tenuto con delle corde un vaso che è della tipologia di ceramica dello stile geometrico, che era uno stile che andava intorno all'800 a.C. Quindi attraverso i bronzetti riusciamo anche a dare una cronologia perché conosciamo le ceramiche. Ma questo bronzetto ha anche un gonnellino dove nella parte posteriore termina a V, esattamente come quelli delle statue di Monteprama. Un gonnellino quindi che ci dà un'identificazione fra le statue di Monteprama e i bronzetti, che in effetti sono contemporanei. Andiamo a vedere nel dettaglio qualche bronzetto. Allora, qui abbiamo tre personaggi.
Il personaggio sulla destra è un bronzetto alto circa 10 cm, è stato trovato nella Sardegna sud-occidentale e presenta, guardate, due offerte, quindi ha le maniche, portano un'offerta, forse un'offerta alle divinità, probabilmente delle divinità dell'acqua perché è stato trovato nei pressi di una fonte sacra, di un pozzo sacro, ma ha curiosamente una fiasca del pellegrino sotto l'ascella, quindi era un pellegrino che andava a fare l'offerta. E anche qui abbiamo un nuovo carattere di questi personaggi. Il copricapo molto particolare di stile nordafricano e poi porta una maschera che termina con una V, tanto che il grande archeologo sardo Giovanni Liliu lo definì barbetta, pensando che questa V fosse la barba. In realtà si nota chiaramente che questa è una maschera che copre il volto e quindi possiamo avere un'altra informazione. Ci sono vari bronzetti che indossano la maschera e noi sappiamo bene che al cospetto delle divinità la maschera era uno strumento molto utilizzato. Al centro abbiamo un guerriero, è un guerriero dotato di scudo rotondo che presenta anche un elmo con lunghissime corna, un oggetto da combattimento e nello scudo si notano i manici di alcuni spadini che probabilmente in combattimento potevano essere utilizzati all'ultimo momento, sono degli spadini corti, per affrontare il nemico con diciamo qualche arma in più, qualche chance in più di vittoria. Invece sull'estrema sinistra, vedete, abbiamo un arciere in posizione di riposo con un grande arco poggiato sulle spalle e un guerriero perché ha un elmo con le corna lunghissime e ha però, curiosamente, un segno distintivo, sta salutando o sta benedicendo qualcuno, oppure si sta presentando e sta salutando la platea che lo accoglie. Noi in effetti i bronzetti li conosciamo, ma le interpretazioni vanno sempre avanti. Man mano che gli studiosi trovano i bronzetti, ne trovano diverse tipologie, possono offrire delle interpretazioni sempre più accurate. Oltre ai personaggi abbiamo anche gli edifici. Ecco, noi ad esempio in Sardegna conosciamo i nuraghi, però non sappiamo come venivano realizzati nella parte superiore perché sono tutti crollati. Bene, attraverso i bronzetti riusciamo a capire che il terrazzo era molto importante ed era anche grande. Guardate ad esempio sulla sinistra abbiamo un nuraghe con 4 torri, quindi un quadrilobato, ad esempio quello di Barumini è un quadrilobato, con la torre centrale che si eleva fino ad avere il terrazzo. Ora noi non sappiamo se il terrazzo fosse in legno e quindi chiaramente un materiale deperibile non possiamo più trovarlo, oppure fosse in pietra. Io ritengo che fosse in legno, però sappiate che ci sono degli studiosi convinti che il ballatoio avesse appunto dei mensoloni dove poggiava una struttura in pietra, quindi pesantissima. Abbiamo invece nell'immagine grande qui al centro un bronzetto interessantissimo. Rappresenta 2 edifici affiancati, un nuraghe quadrilobato esattamente identico a quello che vi ho appena descritto, pur privo di alcune parti che si sono spezzate, però si nota questo edificio rettangolare a doppio spiovente con delle colombelle poggiate sullo spiovente, sul culmine del tetto. Questa è la rappresentazione di quello che abbiamo oggi capito che erano gli edifici denominati pozzi sacri. Noi conosciamo i pozzi sacri, sono fonti o pozzi nei quali c'è la presenza dell'acqua, c'è un ingresso generalmente rettangolare e poi la forma circolare coperta da un toros dove si trovava l'acqua. Bene, questo edificio è proprio la rappresentazione di un pozzo sacro nella sua parte aerea, nella sua parte elevata. Purtroppo li abbiamo trovati tutti rovinati i pozzi sacri. Ci sono non più di 5-6 pozzi nei quali si può ancora trovare la traccia dell'elevato, però uno di questi è su Tempiesu di Orume, dove appunto questa forma è riportata fedelmente.
Adesso passiamo a un'interpretazione interessante. Noi sappiamo che gli archeologi, quando trovano i bronzetti, li raccolgono, li puliscono, li classificano e poi li portano per le esposizioni dei musei, per essere studiati. Abbiamo quindi un problema. Tutti i bronzetti sono decontestualizzati, ossia sono privati del loro luogo originale. Quindi noi non sappiamo i bronzetti come erano posizionati nel luogo di origine. Potevano anche esserci più di 2, 3, 4 bronzetti vicini a rappresentare una scena. Tenete conto che siamo in un periodo in cui un po' tutte le civiltà nel primo ferro e anche durante tutta l'età del ferro amano rappresentare artisticamente delle scene di caccia, scene di guerra, scene religiose, quindi anche scene sacre dove c'è la divinità, e abbiamo delle rappresentazioni in ceramiche, quindi anfore, in vasi, in piatti. Questo ad esempio è un piatto d'oro decorato a sbalzo, quindi viene impressa l'immagine spingendo dalla parte posteriore e si vede chiaramente una scena di caccia, vedete? C'è un personaggio con l'arco, con un carro trainato dal cavallo che insegue un animale, quindi una caccia sacra, è disposto in maniera circolare su diversi registri, vedete c'è un altro registro qui al centro, quindi sono un pochettino riordinati per cerchi concentrici, ma sono delle scene, quindi le persone che vivevano in quell'epoca, anche senza leggere ciò che c'era scritto, potevano visivamente interpretare le scene. Questa ad esempio è una scena di una caccia, vedete? C'è una montagna con un cervo, una serie di personaggi a cavallo che vanno accompagnati da alcuni fanti armati con lo scudo e con la lancia che inseguono il loro sovrano a cavallo con un uccello, potrebbe essere o una rappresentazione di Horus, un uccello che vigila, quindi una divinità che vigila sulla sua caccia sacra. Quindi un vero e proprio racconto per immagini. Bene, e noi abbiamo anche in ambito etrusco questa bellissima coppa, vedete, una situla cineraria, quindi un'urna cineraria, sopra la quale sono rappresentati, ci sono dei bronzetti. Non sono bronzetti nuragici, ma diciamo che i bronzetti nuragici potevano rivestire lo stesso significato, ossia essere posizionati sopra un oggetto per disegnare, per raccontare una scena. A volte faccio l'esempio del presepe cristiano. Allora, immaginate un presepe cristiano. Nel presepe ci sono vari personaggi. C'è il bue, l'asinello, c'è Gesù, c'è Giuseppe, c'è Maria, ci sono i re magi, le pecore, eccetera, eccetera. Se noi vediamo la rappresentazione di un presepe, conosciamo ogni singolo personaggio. Ma se voi prendete i vari personaggi del presepe e li isolate, non avete più Giuseppe, Maria e i re magi, avete dei personaggi singoli che non riconoscete. Solo inseriti nella loro scena ci raccontano cosa stanno rappresentando. E quindi quando io vi dico che i bronzetti molto probabilmente rappresentano delle scene, mi riferisco proprio a questo. Questa è un'immagine ingrandita, vedete, sono dei personaggi che girano intorno al coperchio di quest'urna, dove al centro c'è un mostro tenuto in catene, quindi stanno facendo la guardia a questo mostro. Hanno catturato un mostro e probabilmente lo dovranno uccidere. In Sardegna siamo stati fortunati, guardate, a Esterzili è stato trovato questa rappresentazione con diversi bronzetti ancora sistemati in questa pietra, e questi ci danno proprio l'idea di una rappresentazione sacra. Guardate, ci sono degli offerenti, c'è un acquaiolo, ci sono delle sacerdotesse e dei sacerdoti, ci sono dei personaggi che partecipano al rito. Questo ha catturato un cervo e probabilmente il cervo verrà ucciso e sacrificato alle divinità. Ciò significa che i bronzetti facevano parte di una comunicazione visiva, è un racconto nel quale sono state utilizzate delle scene con personaggi
realizzati con il bronzo. Quindi i bronzetti sono stati realizzati e inseriti in una scena per raccontarci un episodio. Vediamone qualcuno nel dettaglio. Allora, qui abbiamo 3 arcieri. Abbiamo un arciere con la mano in segno benedicente, in segno di saluto, un arco poggiato sulla spalla, quindi in posizione di riposo, mentre al centro abbiamo un arciere nel momento in cui sta per scoccare la freccia, quindi un arciere in azione. E visto che ci sono dei dettagli, tenete conto che i bronzetti sono piccolissimi, ma queste miniature hanno dei dettagli interessantissimi. Si nota addirittura la legatura della corda dell'arco, si notano delle protezioni che portano per tirare bene, e tutti questi elementi ci fanno capire che i sardi tiravano con l'arco, ma erano specialisti nel tiro con l'arco. Quindi non sono delle semplici rappresentazioni di arcieri, sono arcieri bravi, sono arcieri che conoscono le tecniche. L'ultima immagine invece sulla sinistra, vedete, c'è un grande arco, sarà un arco di 2 metri, alto quanto il personaggio. Questo personaggio ha un altro elemento che compare spesso nei bronzetti, una placca, una sorta di piccolo scudo quadrangolare che viene messo nel petto e viene tenuto da un collare. Non sappiamo se questa fosse una protezione da usare in battaglia oppure se fosse una sorta di medaglia vinta, una medaglia nel senso di un grado di questo combattente. Quindi chi aveva questo scudo era un generale. Ecco, non lo sappiamo. Sappiamo che se questo simbolo veniva rappresentato, evidentemente c'era un motivo ben valido per farlo. Passiamo alla rappresentazione delle dee madri. Fra i vari personaggi rappresentati dalla bronzistica troviamo 4 dee madri, cioè 4 figure femminili che hanno un bambino in grembo, un bambino dentro le loro braccia. Allora, sono 4 immagini abbastanza simili. Una non l'ho portata perché fa parte di un ritrovamento abbastanza recente, quindi non è stata ancora classificata fra le immagini, però abbiamo le altre 3, vedete, che sono abbastanza note. Trovate Santa Vitola di Serri o Zulei. Bene, queste dee madri, la prima caratteristica che si nota è che sono sedute e con la mano destra salutano chi le guarda. Sono sedute su uno sgabello molto particolare, simile agli sgabelli della nonna, ma sappiate che di questo sgabello conosciamo una rappresentazione importantissima che è stata fatta nel nuraghe Palmavera di Alghero. Uno sgabello in pietra che gli archeologi definiscono trono, che è identico a questi. Quindi possiamo anche provare a sostenere che se questi sono troni, i personaggi seduti in trono sono delle regine. Quindi abbiamo un'altra ipotesi molto interessante da vagliare che dice che la società nuragica presentava delle regine sedute in trono. E queste regine hanno un bimbo seduto in braccio, ed è un bimbo bello vispo, vedete, ha il collo rigido, sembra che si stia muovendo, addirittura vedete, porta un pugnale nel petto, e questo è un simbolo di potere, forse un principe. Potrebbe essere una regina che presenta il figlio alla comunità, alla tribù, il futuro re. Ecco, quindi una rappresentazione importante. Hanno tutte delle acconciature sofisticate, raffinate, sono bronzetti elegantissimi. E vedete, il bambino qua si dimena, le braccia che si muovono, e addirittura si notano le mammelle della mamma, e quindi un bambino che viene allattato. Vediamone altri. Qui abbiamo 3 offerenti molto conosciuti. Sulla destra abbiamo il bronzetto di Ittiri, il suonatore di Launedas. È un personaggio che presenta gli organi genitali molto sviluppati, forse legato alla fertilità. Sappiate che anche il seno, le mammelle, quindi è un personaggio legato alla sessualità maschile ma anche alla sessualità femminile, quindi legato al mondo della fertilità. E suona le Launedas. Questo bronzetto
è di 2900 anni fa. Ciò significa che siccome le launeddas continuiamo a suonarle ancora oggi, lo conoscete bene, uno strumento musicale ben conosciuto da noi in Sardegna, possiamo affermare senza ombra di smentite che le launeddas sono lo strumento musicale più antico ancora suonato su tutto il pianeta. Non ci sono strumenti più antichi. Ci sono delle rappresentazioni di strumenti musicali egizi più antichi delle launeddas, ma non sono più suonati. Le launeddas sono ancora in uso. Al centro abbiamo un altro personaggio maschile, vedete gli organi genitali sono ben in evidenza, ha una lancia, è stato trovato nel tempio di Antas da professor Ugas e rappresenta probabilmente la divinità del luogo, quindi siamo a Flumini Maggiore, questo poteva essere la divinità venerata dove oggi c'è il tempio di Antas, quindi forse Sid, però questo non lo possiamo sapere. È stato trovato all'interno di un sepolcro, ha scavato tre tombe a fossa, quindi tombe del primo ferro, e in una c'era appunto questo personaggio. Mentre sull'estrema sinistra, vedete, abbiamo un personaggio del popolo, forse, chissà, che ha un bastone che presenta nella sua estremità una luna crescente, quindi potrebbe essere un bastone lunato, mentre al centro sta portando forse un pane sacro, diciamo un pane che si poteva portare nelle sagre e nelle feste. Andiamo ancora avanti, ne vediamo altri tre. Questo è un arciere, guardate, che ha un arco alto quanto lui, un arco da oltre 1,5 metri. Presenta la pettorina quadrangolare con il collare, gli occhi globulari e anche lui in posizione di riposo, non è un arciere in posizione d'attacco. Al centro c'è un personaggio che ha, vedete, segni femminili e segni maschili, quindi legato sicuramente a qualche rito di fertilità, mentre sulla sinistra un capotribù con la sua spada a foglia appoggiata sulle spalle, il bastone con i nodi, guardate che lungo, il bastone con i nodi è simbolo, è uno scettro, è un simbolo di potere fortissimo, e al petto ha il pugnaletto a El Sagamata. Andiamo avanti, sono tantissimi. Qui guardate, a serie è stato trovato un personaggio che ha la mano destra che saluta e nella mano sinistra impugna un bastone lunato, esattamente uguale a quello che abbiamo visto precedentemente. Quindi il bastone lunato che assume una forte importanza per i sardi, che lo rappresentavano abbastanza spesso. Al centro abbiamo uno spadaccino, guardate, una spada a foglia poggiata sulla spalla, e un grande scudo rotondo che presenta addirittura le rifiniture come il lumbone al centro, che poteva addirittura essere utilizzato in caso di combattimento come arma di offesa e non solo di difesa. Mentre a destra abbiamo degli eroi, sono personaggi mitici sicuramente, perché hanno 4 braccia e 4 occhi. Sono stati quindi raddoppiati i loro poteri, se già erano personaggi molto importanti, per caricarli ancora di più di valore, sono stati raddoppiati. Quindi abbiamo 4 braccia, 4 occhi, quindi eroi non umani, sono eroi divinizzati. Qui ho scritto eleganti. I nostri bronzetti sono elegantissimi, sono raffinati, non sono soltanto degli oggetti votivi, diciamo, offerti alle divinità. Sono degli oggetti che rappresentano un'arte sopraffina. L'arte della fusione a cera persa è abbastanza complicata, ancora oggi pochissime persone la praticano. Bene, i sardi riuscivano quasi 3000 anni fa a fare degli oggetti minuscoli, raffinatissimi, precisi in tutti i dettagli. Guardate che bello questo pugnale del Sagamata indossato da questo personaggio col bastone, quindi un sacerdote, un capo, e si nota chiaramente il fodero nel quale è infilato il pugnale, ma stiamo parlando di 1,5 cm al massimo di grandezza, però è rifinitissimo. Un arciere in posizione di tiro, vedete, sta lanciando la sua freccia che è poggiata sul polso e ha una protezione proprio per evitare che la freccia, nel momento in cui viene lanciata, logori il polso dell'arciere. Anche lui ha l'elmo con le corna, così come quest'altro, che sono un simbolo di guerra.
Molti studiosi ritengono che in Sardegna in questo periodo si praticassero dei giochi sacri, quindi una sorta di duello fra gladiatori che doveva rappresentare dei giochi sacri. Bene, siamo anche nel momento in cui ci sono state le prime Olimpiadi ad Atene, siamo all'inizio dell'VIII secolo a.C. Bene, e vedete ci sono due lottatori che ci ricordano molto la lotta che si chiama Sistumpa, la lotta che praticano ancora a Ollolai. Mentre sulla destra abbiamo un personaggio nudo, si notano i capezzoli e un perizoma col gonnellino V, che ha un'arma, un guanto armato sulla mano destra, mentre con la sinistra si protegge il capo, come se dovesse cadergli qualcosa in testa e quindi lui si sta riparando. Questo è un bronzetto trovato in ambito etrusco, a Cavalluto di Vulci, quindi dentro una tomba dove sono state trovate due donne, una più grande, una intorno ai 30 anni, l'altra intorno ai 15, quindi una donna e una fanciulla. Da questa tomba provengono diversi bronzetti nuragici, quindi viene anche chiamata la tomba dei bronzetti nuragici. Bene, fra questi c'è questo bronzetto che ha un copricapo molto particolare, era il copricapo che usavano le sacerdotesse, le sciamane, quindi potrebbe essere un personaggio femminile legato a qualche rituale sciamanico. Ha delle lunghissime trecce, porta i sandali, elemento abbastanza raro nella bronzistica, e anch'essa con il segno di saluto, con questa mano gigantesca che evidentemente ha un suo significato. Come vi ho detto prima dell'eroe con 4 braccia e 4 occhi, quindi moltiplicare le loro virtù, anche in questo caso quando noi vediamo degli oggetti fuori proporzione, in questo caso le mani, significa che quel simbolo assume una grande importanza. E notate il gonnellino a V tipico appunto di quei personaggi che poi vedremo. Venerdì prossimo faremo i Giganti di Monteprama, quindi vi invito venerdì 22 faremo una serata sui Giganti di Monteprama, sempre da qua, e vedrete che questi gonnellini sono portati proprio dai personaggi in pietra. Guardiamo gli ultimi. Allora, ci sono qua 3 personaggi, sono degli offerenti. Abbiamo un personaggio che sta offrendo su un piatto del cibo, un acquaiolo, guardate, con il vaso simile a quello che vi ho fatto vedere all'inizio, mentre sull'estrema sinistra probabilmente un principe o comunque un nobile che porta il pugnaletto a El Sangamatta, sta salutando e ha una sorta di pane come quello che fanno a San Luri, un pane lievitato, quindi non c'era soltanto il pane non lievitato, ma evidentemente conoscevano anche questa tipologia di pietanza. E 4 offerenti, questo l'abbiamo già visto all'inizio della serata, vedete quest'altro personaggio che porta anch'esso un pane lievitato e al pugnale, mentre qui abbiamo, guardate, questo stranissimo, questo offerente che ha un vassoio sopra il quale ci sono forse delle paste oppure dei dolci, ma è un'altra rappresentazione che ci fa capire che questi personaggi partecipavano. Ricordate sempre il presepe, sono persone che stanno andando da qualche parte portando delle offerte per celebrare un rituale molto importante. A Montesirai, nel cosiddetto mastio, quindi nella cittadella di Montesirai c'è un nuraghe che è stato smontato, è stato completamente demolito, è stato ricostruito un tempio. All'interno del tempio c'erano delle cellette dove sono stati trovati 2 bronzetti. Uno di questi era questo personaggio seduto che sta versando, secondo me un personaggio femminile, che versa da un'anfora con una forma particolare che conosciamo nella ceramica sarda, una bevanda all'interno di una coppa. E questa forma, vedete, l'abbiamo trovata nelle ceramiche a Barumi, a Paolilattino, a Sant'Anastasia di Sardara. Quindi le ceramiche dell'epoca venivano utilizzate e abbiamo il riferimento anche dal nostro bronzetto. Se noi conosciamo la datazione di queste ceramiche, automaticamente possiamo datare il bronzetto perché usa la stessa tipologia di manufatto.
Questo, il citarista, quest'altro personaggio, è stato trovato insieme a quella che vi ho appena fatto vedere. Vi ho detto che a Montesirai sono stati trovati due bronzetti. Questo è uno dei due, l'altro è quello che avete visto prima che versava il vino nella coppa. Mentre il bronzetto di Ittiri, l'abbiamo già visto prima, il suonatore con le Leonidas è un personaggio con doppia sessualità, quindi legato al mondo della fertilità. Tra i bronzetti troviamo anche degli animali sacri, sono dei bovini, ma ci sono anche dei cervi, ci sono dei capridi, quindi animali sacri che venivano appunto rappresentati perché avevano un loro significato. Noi, trovandoli singolarmente, non riusciamo ancora a capire, ma il bue, ad esempio, è un animale sacro per eccellenza. Già dal Neolitico le corna del bue venivano rappresentate all'interno delle Domus de Janus. Ma abbiamo anche personaggi mitici, cioè che fanno parte di racconti che ormai di cui non è rimasta più traccia, ma fanno parte sicuramente della memoria collettiva delle genti nuragiche. Guardate qua, qui abbiamo un bue con l'apparato genitale, quindi non è una mucca, è proprio un bue, che presenta nella parte anteriore un aspetto umano. Non so se si nota dalla fotografia, ma è un personaggio di cui si nota il viso, c'è l'elmo con le corna, ci sono le braccia che forse impugnavano qualcosa, e quindi è una sorta di minotauro, cioè un mezzo uomo e mezzo animale, quindi un'immagine legata al sacro. Ci sono anche degli oggetti interessantissimi, guardate questa cesta bellissima, realizzata alla sarda con una spirale, vedete qua, una spirale che cresce, quindi anch'essa simbolo di fertilità, e ancora oggi queste ceste vengono fatte allo stesso modo. Poi abbiamo un tripode, questo è un oggetto che manteneva una torcia, quindi per l'illuminazione, è di tradizione cipriotta, a Cipro si trovano spesso questi elementi, quindi questo ci mostra dei legami fra i sardi, commercianti di rame e di argento, quindi metalli preziosi, e i ciprioti che erano, diciamo, gli abitanti dell'isola del rame. Attraverso il porto di Ugarit trasferivano questo metallo in tutto il Mediterraneo. Quindi un legame come se fossero due isolette gemelle nel commercio dei metalli. Sappiate che fra i bronzetti c'erano anche dei falsi, quindi questi falsi sono una collezione che è stata mostrata diverse volte al Museo Archeologico di Cagliari, sono facilmente riconoscibili, sono ricchi, ridondanti, però sappiate che sono stati acquistati dall'ex responsabile diciamo, dei beni archeologici sardi 2 secoli fa, li ha scambiati per buoni, quindi ha comprato questa collezione. Per fortuna noi oggi riusciamo a riconoscerli facilmente perché siamo abituati ormai a vedere i bronzetti e sappiamo come erano fatti. Vi lascio con alcune immagini suggestive dove vi offro la possibilità di riflettere su cosa vediamo noi nelle nostre sagre. Pensate alla sartiglia, uomini mascherati, uomini e donne con la maschera bianca che vanno a infilare la stella sui cavalli, oppure le pariglie, oppure le sagre dove ci sono, non so, Sant'Efisio quest'anno purtroppo è sfuggita per il coronavirus, ma ci sono delle sfilate di personaggi che vanno in giro e notate la somiglianza tra il capo tribù e questo signore col suo bastone che gira per la sagra e ci dà proprio un'idea di cosa potevano essere i bronzetti. Personaggi che rappresentavano delle caste o diciamo, dei gruppi di persone di un certo ceto che si facevano rappresentare per mantenere la memoria del loro valore, del loro ruolo nella società. Questa è l'ultima immagine. E secondo me la più interessante. Abbiamo un bronzetto che tiene fra le 2 mani una corda. Le interpretazioni che sono state date per questo bronzetto sono tantissime, io me ne do una in più oggi. È stato pensato come acquaiolo, quindi aveva
due anfore con l'acqua o con il vino, è stato proposto come marinaio, quindi diciamo, una corda come quelle che si usano nelle barche. È stato pensato come boia, ossia quella fune serviva per impiccare qualcuno. Oppure, guardate questa interpretazione. Allora, noi conosciamo nel panorama sardo i mamuttones e i soccaroles. Spesso sono rappresentati insieme. Bellissima questa immagine che li rappresenta in una danza sacra nell'altare di Monte d'Accordi, vicino a Sassari. Vedete un altare preistorico che ha quasi 5.000 anni, e hanno voluto rappresentare nella rampa questa danza sacra fra mamuttones e i soccaroles. Allora, guardate un po', i soccaroles che hanno una maschera e lanciano la loro fune per catturare durante le sagre delle persone, in questo caso potrebbe tranquillamente trattarsi proprio di uno di loro, perché notiamo che è rotto questa corda, abbiamo perso le due parti finali, ma si nota che c'è da una parte una rotazione, perché la fune non è verticale, sta roteando, e allora è esattamente il movimento che fanno gli soccaroles quando lanciano la loro corda per catturare le persone. Bene, con questa immagine io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato per questi quasi 3/4 d'ora oggi. Vi do appuntamento a venerdì prossimo, venerdì 22 alle ore 19, sempre sul mio profilo Facebook, nella sala Onebu, che ormai si sta attrezzando in attesa che passi questo problema della pandemia, per ospitare di nuovo i nostri soci. Vi mando un caro saluto e un abbraccio a tutti. Arrivederci, buonasera.